Domani tocca al TAR. Nel botta e risposta tra comune, governo, operatori portuali, lavoratori, il tribunale amministrativo è chiamato a dare il suo parere in una querelle lunga ormai anni. Venezia Terminal Passeggeri ha chiesto una proroga a quella data, il 1 gennaio 2015, in cui le navi sopra le 96.000 tonnellate non potranno più transitare in laguna. Una limitazione da cui, senza aver prima approntato un'alternativa efficace, verrebbe un danno enorme. Sarebbe anche una sciocchezza azzardare numeri. Certo che rispetto agli oltre 500 milioni di adesso dovremo attenderci delle riduzioni sensibili. Grandi navi sì, grandi navi no. Ad illuminare un quadro fatto di 1000 chiaroscuri, ora anche un libro su questa invisibile battaglia navale, edito da Marsilio, scritto da Bernardi, Forza Rumiati, dove si analizza anche la forte onda emotiva che ha segnato la questione. Sono grandi e allora fanno paura. Può anche darsi, però voglio dire, questo è un fatto puramente psicologico. Lo spiega bene il libro, l'aspetto che il pericolo non è la paura e la paura non sempre denuncia l'esistenza di un pericolo. C'entra il disastro della Costa Concordia al Giglio, c'entra lo sfioramento della Carnival Sunshine denunciato a Venezia nel luglio scorso, ma quello di incidenti, dicono gli autori, è un rischio inventato. Dal 2015 in avanti corriamo il rischio di perdere all'incirca dai 5.000 agli 8.000 posti di lavoro, forse anche di più, considerando l'indotto, eccetera. Questo è un rischio concreto. La quantificazione dell'impatto in negativo nessuno la azzarda. Credo che non ci si possa permettere un epilogo di questo tipo, di quello che si sta concretamente prospettando. Da qui a qualche mese ci saranno delle richieste di cassa integrazione. Anche per questo, se domani il TAR non accoglierà la richiesta di sospensione, i sindacati annunciano: siamo pronti alla mobilitazione.